Provirmare a Terna che ha deciso di evocare 6 delle 7 centrali elettriche sardasa del suo regime di essenzialidade si mogano esos parlamentari sardos che questo manzano in 22 senza distinguere de partioso e schieramentoso hanno firmato una lettera inviata su presidente de su Consiglio Matteo Renzi e a suo ministro di sviluppo economico Federica Guidi. In sa lettera si peditis a proroga de su regime di essenzialidade des centrales elettricas sardasa che scaditi su 31 de Natale. Sa Sardegna è l'unica regione europea che non ha su gas metano. Iscrivete in una nota a Roberto Capelli del suo gruppo per l'Italia Centro Democratico che ha firmato appello. Senza sa proroga del suo regime di essenzialidade arriscano di tancare sar centrales de E.ON Fiume Santo, Enel Sulcis e Ottana Energia. E che in aumento des energia sarda che dieta arribare a su manco su 30% in prusu est in pericolo tutto su settore manifatturiero sardu. In tottu, nata su parlamentare, se murfaveddande de belle chi imbemizza postor de traballu, francos indotto e prur de 1,5 miliardi de fatturau. Sa lettera nostra est un appellu, un atto compartiu vorte a pustir di onupore de interpellanzias e interrogaziones promoviar da esos singulos parlamentares a su ministru competente e a su presidente de su Consiglio, pedindeli de intervennere che in urgenzia, concluiti Cappelli, pro evitare cussu chi di attessere uno disaccatto umano per una regione zai belli sperdia da esa crisi. Sa Corte de Cassazione risero a tancau iter processuale de Pierpaolo Contu su giovanu de Gavoi condannau in primo e secondo grado a 6 annos de reclusione pro essere sumortore de dinadore. Unu delittu capitau su 26 de marzo de su 2008 chiata iscunnortau sa vida de Gavoi ca sa femine esti stata accattata, tancada in intro de su cofanu de sa macchina in garage a pustisi de medas oras de Kircasa. Sa Corte Suprema ha confermau sa sentenzia de primo e secondo grado emitia dai su Tribunale desor Minores e de Tattari che in ritu abbreviau. All'accusare a contu fitistau Stefano Lai che l'ai accontau a sos inquirentes e desa sconfidenzia al fattar da esamicu. Conforma a sa sentenzia de primo grado emitia in aprile da esa Corte de Assise de su Tribunale de Nugoro, contu a morto a dinardore mandau da su maridu Francesco Rocca che in sa promissa de lu pacare. Un'accusa che a Rocca l'ervassia sa condenna a sergastulu. Su movente de su maridu vitis a volontà di si tornare a facere una vita nuova che in una terra femina. Sollegaler de Rocca ha presentato istanza di appello e imprusana motivo in causa su collegio giudicante che di attare impediu a s'imputau di si difendere. Su dibattimento este cominciau a pustir de chimbannoso da omicidiu a saccabu de indagine difficilese che hanno fatto arrestare sur duos imputaus in frevario de su 2003. A s'appello mancata ignoto un uomine presente in su loco des omicidiu chi galo no esti stau identificau. A Tonzu in Barbagia 2020 chi decrasa taffa che stappa in Nugoro in Sorbichinaur de Santupredu e de Seuna. Su programma de Mastros in Nugoro che a taponneri mostra cultura, produtto soeno gastronomia de Nugoro e si sta presentando questo manzano in sintesi di una conferenza stampa. A Saddobius un intervento a Marcello Seddone, assessore a su turismo, e Agostino Cicalò, presidente della Camera de Commercio de Nugoro, che promedio de Saspen at ideau e organizzau autunno in Barbagia che si va che tin 28 vidasa. Bivini vinzasa Fabio Bua e Aurora Basso, i studentes de ITC Isatta che quest'anno puro hanno facere esarguidas a sosturistas e hanno maniare un punto informativo in Pratta Santo Giovanne. In sintesi desa manifestazione hanno podere visitare zassos espositivos o domos comunales, cortes, museos e cresias historicas. Chimbe persones e cassadas guidando un mezzo senza patente o ca non si lana mai piccada o caliana revocada. Este su risultato di una scantas operazione e contras violazione de su codice de su cammino fattas da esos carabinieri des accompagnati in scuola in su territorio de competenza. In un tretto de pacos chilometros hanno cassau parizzos automobilistas a chi ponen in pericolo vinza sa vida de esos ateros paris in sissoro, tottu su guidande macchinas in pessu comporadas a ma senza la
las poter guidare. Su fatto chi atti spantau de prusus os carabinieri sti sta occando un omine de chimbanta 2 annos, chenza patente e chi in s'assicurazioni scadia dai chimbannoso, a postu su mezzo suo indennantir desintrada de su nucleo radiomobile desiniscola. A pustir de sos controllo sono risultata stottus ar violaziones e duncas cana sequestrau su mezzu, ma custa costumanzia parete chi non cheria t'abbrandare manco chi in s'aumento des sanziones e chi poden arrivare vinces a 2.257 euro. Enzo Zirilli Quartet e Misha Mullo Abbado hanno animato su trese appuntamento de su programma Duamize Bindi de Anima Nera Mediterranea arribada a 621 edizionese. Un appuntamento ideato e promovio des assozio intermezzo de Nugoro. Si spettacolo che hanno presentato Ziri Bop è un progetto musicale annoadore e provocatorio che però mantiene tesor fundamentos desa musica jazz, funky, pro arrivare a su groovy, a su rock che ni scampiadas a su swing e su blues. Son musicistas in prusu si poden emogere sichin de storia musicale soro e su talento artistico personale. Unu coiubiu bene resissiu cussu intre Enzo Zirilli, jazzista torinesu, che in sinteri de sa carriera suata collaborau in sormannor de su panorama musicale internazionale e Misha Mullo Abbado, fizu de Arteca, su babbu este su mastru Claudio Abbado e sa mama este sa violinista russa Victoria Mullova. Abbado est un musicista considerau una de sas promissas de su jazz mondiale che in fundamentos classicos che ser formau in s'ambitu de su mundu jazzistico inglesu picande reconoscimento de primore. Si spettaculu Ziribop ati spantausos spettadores chi oramai sono fideles a su programma de Anima Nera in sos annos.